Ora in onda, Potere al Popolo. Mi piace il regista Simone che mi dice cuffie, mettere le cuffie, stiamo per entrare in onda. Potere al territorio, in forma oggi Simone. I consigli giustamente si danno perché anche dopo 50 anni, l'anno prossimo faccio 50 anni di radio, ci vogliono questi consigli. Noi che abbiamo potere al popolo, noi che diamo potere al popolo, noi che diamo potere al territorio, che abbiamo anche il potere di mandare in creche il nostro sito internet. Se qualcuno di voi non riesce a entrare, tranquilli, va tutto bene, nel senso che siamo nella media. È chiaro che con le cose che diciamo stiamo sulle balle a qualcuno. Se qualcuno si è perso la rassegna stampa di questa mattina dalle 7:30 alle 9:30, la trovate comunque, a parte sul sito internet di Radio Libertà, se riuscite a entrarvi nella sezione podcast, ma la trovate per fortuna, siamo una radio multipiattaforma, anche su Facebook e su YouTube, cercando Radio Libertà, ma soprattutto cercando Lega Salvini Premier. Qui Parlamento. E a noi piace questo collegamento quotidiano con il Parlamento, anche perché molto spesso diciamo cose che i giornali non scrivono o che non hanno ancora scritto. Grazie per essere con noi alla deputata della Lega Rebecca Frassini. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, dove ci porti? Parliamo di patto di stabilità, ma parliamo anche di questo DFP, il famoso, mica tanto perché è da pochi anni che si chiama così, documento di finanza pubblica, che ha sostituito il famoso DEF. Questo è storico, il documento di economia e finanza. Rebecca, cosa si sta muovendo? Oggi dalla rassegna stampa abbiamo letto che ci dovrebbero essere delle novità anche nelle prossime ore dal Consiglio dei Ministri sul fronte economico. Come state lavorando? Quali sono le richieste della gente, dei cittadini, di tutti noi? Che cosa si sta muovendo sul fronte del governo, e chiaramente con qualcuno che ci guarda da lassù, anzi sono in due, c'è l'Europa e c'è poi il Presidente della Repubblica che ci guarda, quindi dobbiamo stare attenti a cosa diciamo e a cosa facciamo. Da dove vuoi partire, Rebecca? Allora, hai già spiegato molto bene, già diciamo così dato una bella cornice. Allora, innanzitutto, anche per chi ci ascolta, perché come hai detto bene, prima c'era il DEF, adesso c'è il DFP e la gente ci chiede ma che cosa sono queste sigle, ma di che cosa si parla? Allora, il documento di finanza pubblica, cerco di renderlo il più facile possibile per chi ci sta ascoltando, ovviamente. È diciamo un po' la fotografia, quindi un po' la rendicontazione dei progressi che il governo ha fatto rispetto al piano strutturale di bilancio che abbiamo approvato l'anno scorso. Significa vedere i dati economici e capire se si è fatto bene, se si è fatto meno bene e soprattutto la direzione su cui il governo sta lavorando e vuole andare. Innanzitutto ci sono dei dati molto positivi, perché se pensiamo ad esempio al deficit, nel piano strutturale di bilancio doveva essere stimato intorno al 3,3%, invece oggi si attesta al 3,1%, quindi abbiamo una riduzione importante. Tra l'altro questo governo è stato il governo che ha battuto i record per quanto riguarda la riduzione di disavanzo. Quindi questo è importante per chi ci ascolta. Perché? Perché tenere i conti in ordine o cercare quantomeno di rientrare il più possibile, il più velocemente possibile soprattutto rispetto a questi dati, significa investire sulle future generazioni e lasciare ai giovani non più un debito così alto che poi dovranno ripagare. E questo è merito della Lega, lo dobbiamo dire, perché grazie al lavoro meticoloso che ha svolto il ministro Giorgetti, sappiamo bene, l'abbiamo detto tante volte anche qui a Radio Libertà, su cosa si è concentrato il ministro Giorgetti in questi anni, da quando si è insediato questo governo? Su due filoni essenziali. Il primo ovviamente è la tenuta dei conti. Infatti sapete bene che anche lo spread si è abbassato ai minimi storici, non era mai successo che con un governo di centrodestra si avessero degli indici, dei dati così importanti. Significa pagare meno gli interessi sul debito, e questo è assolutamente importante perché ci dà credibilità internazionale, ci dà la possibilità anche per tutti gli investitori esteri che
fino a poco tempo fa se ne guardavano bene da investire in Italia, perché l'Italia non era un buon investimento per chi ci guarda dall'estero. Tenere i conti in ordine è importante per questo motivo, perché così si attraggono gli investimenti dall'estero. Ma al tempo stesso questo governo non ha assolutamente fatto politiche di austerità, ma anzi, grazie a questo lavoro che si sta portando avanti, siamo riusciti in questi anni a avere dei dati importanti anche in termini di occupazione. Abbiamo raggiunto anche qua un record importante, siamo arrivati al 62,5% di occupati in Italia. Tra l'altro record storico anche per le donne occupate, mai successo prima. Ovviamente si sta lavorando molto bene anche sul fronte dei giovani, la disoccupazione è scesa ad un dato importante, al 6,1%, diminuita di molto. Ecco, io credo che al netto, adesso tra l'altro in aula si sta svolgendo appunto la discussione generale prima della replica del ministro Giorgetti, poi oggi verso le 13:30 alle 14 ci sarà il voto finale sulle risoluzioni che ovviamente i gruppi parlamentari proporranno appunto al vaglio insomma del Parlamento. La Lega e il centrodestra hanno proposto una risoluzione che è importante perché ovviamente sarà al voto del Parlamento e prevede una cosa molto importante che abbiamo detto anche in tutte le settimane scorse, cioè quello che in emergenza si deve agire in emergenza. E come si fa a agire in questo modo? Si deve scrivere nella risoluzione, questo è stato fatto, che si debbano adottare tutte le iniziative proprio per applicare delle misure fiscali mirate temporanee, proprio per andare contro quella che è una crisi energetica che le famiglie, le imprese, i cittadini che ci stanno ascoltando conoscono molto bene. Tradotto, significa prevedere uno scostamento di bilancio. Noi avremmo voluto, ma ahimè così non è successo, quantomeno per ora, che si applicasse la clausola di salvaguardia che è l'articolo 25 della governance europea, che prevede una risposta europea come era stato fatto per il Covid, ma l'Europa ha risposto picche, quindi si predica la tanto beneamata solidarietà europea, poi quando uno Stato nazionale ha dei grossi problemi, perché come voi sapete bene noi non avendo il nucleare e quindi avendo fatto delle politiche purtroppo grazie ai governi di sinistra che non hanno previsto ovviamente tutto il grande tema del nucleare che ci avrebbe messo un po' al riparo da questo aumento sconsiderato dei prezzi, è evidente che nel breve periodo noi stiamo accelerando anche i tavoli proprio per implementare il nucleare, che è stato tra l'altro dall'Europa ha avuto il disco verde per quanto riguarda la tassonomia UE degli investimenti green, quindi è certificato che è un nucleare sicuro, quindi anche per chi ci ascolta nulla a che vedere con quello insomma, che ha causato quei disastri che tutti noi ben conosciamo. Sul fronte immediato, sul breve periodo, necessario uno scostamento di bilancio, non per bonus, non per mancette, come ci avevano abituato purtroppo in passato i governi, ad esempio dei 5 Stelle, del PD, dove si facevano scostamenti di bilancio per dare bonus di breve periodo, mancette. Ecco, nulla di tutto ciò. Noi vogliamo uno scostamento di bilancio, quindi sceglierà il Parlamento, questo è scritto nella risoluzione, che prevede l'utilizzo di risorse per calmierare l'aumento dei prezzi energetici, le bollette e via discorrendo. Ma poi un'altra cosa importante che sta emergendo oggi nel dibattito odierno, sembra che questo governo non abbia lavorato minimamente proprio per, diciamo così, fare delle politiche espansive. In realtà, come ho detto all'inizio di questo intervento, i dati che ci attestano per quanto riguarda i conti, quindi uno Stato credibile, uno Stato sicuro per investire, questo è un investimento per tutti noi, per tutti i cittadini, perché avere i conti a posto significa ovviamente avere una credibilità internazionale che ti permette poi anche di avere degli investimenti che ti arrivano dall'estero e quindi ulteriori risorse che poi si possono appunto calare nell'economia reale del nostro paese. E poi ovviamente quando voteremo, oggi ci sarà anche la replica del ministro Giorgetti, che ovviamente immagino non veda l'ora di rispondere ai tanti interventi da parte dell'opposizione, anche in merito al fantomatico aumento della pressione fiscale. Ma la pressione fiscale, spiegandola a chi ci ascolta, sono sostanzialmente entrate su PIL.
E quindi se aumentano le entrate, e noi le entrate non le abbiamo fatte aumentare per le tasse, le entrate sono aumentate per la lotta all'evasione e per l'aumento dell'occupazione. Quindi questo governo, tra l'altro, sulla lotta all'evasione ha fatto tanto, abbiamo incassato più di 29 miliardi di euro, sono tante risorse, quindi è per quello che nel rapporto evidentemente se le entrate aumentano e il PIL diminuisce, è evidente che poi il rapporto è più alto, ma non per la tassazione, perché questo è il governo che ha fatto della diminuzione delle imposte ovviamente il suo mantra principale. Ci attaccano sulla sanità, ma anche qui questo è il governo che ha stanziato più risorse sulla sanità, un record storico. Noi dall'inizio della legislatura alla fine della legislatura nel 2027 abbiamo stanziato più di 20 miliardi di euro sul Fondo Sanitario Nazionale. Quindi la sinistra ci attacca anche su questo fronte, però noi abbiamo i numeri e i dati ovviamente dalla nostra parte. C'è ancora tanto da fare, ne siamo consapevoli, però io credo che una giusta impostazione, un po' da padre di famiglia che ha adottato il ministro Giorgetti, che ci dà una grande credibilità, sia importante poi anche nell'accompagnamento alle tante misure importanti, un po' ve ne ho elencate oggi, che sta portando avanti il governo. Non ultimo mi viene in mente adesso ovviamente il decreto lavoro, 1 miliardo di euro stanziato per l'assunzione di giovani, di donne. Quindi pian piano si sta andando nella direzione, nonostante le grandi difficoltà, perché ricordiamoci che nel contesto geopolitico abbiamo 2 guerre in corso e quindi delle variabili esogene che non dipendono da noi e che ovviamente impattano e quindi creano quella che viene chiamata in gergo economico l'incertezza, che è quella che odiano gli imprenditori, che vorrebbero programmare, e quindi siamo in un contesto dove dobbiamo gestire anche purtroppo cose che non dipendono da noi. Però credo che in questo documento di finanza pubblica sia stata tracciata una rotta importante, una rotta che certifica che nel rispetto dei conti, nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiamo una strada ben definita su che cosa vogliamo fare e su dove vogliamo andare, e soprattutto nel rispetto e nel lavoro verso i cittadini e le imprese che ovviamente sono in grave difficoltà purtroppo a causa della crisi economica che c'è, ma soprattutto la crisi energetica che c'è in questo momento dovuto a queste 2 guerre in atto. Ed eccolo qua, quindi eccolo il documento di finanza pubblica, la prima fotografia scattata dalla deputata della Lega Rebecca Frassini di quello che sarà, di quello che si muoverà sul fronte del DFP. E io non posso che ringraziarti, Rebecca, augurare a te e ai tuoi colleghi buon lavoro, restiamo in contatto. Alla prossima. Grazie a voi, è sempre un piacere, buona giornata. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La notte che passa nella speranza di cedere. Sguardi mancati, pensieri sprecati, senza un perché. Solo ieri ero il mondo qui per te, ma oggi non rimane niente, solo polvere. Ritroverai un po' di me in questa città di cenere. Ritornerai nel posto che splendevamo ormai, e polvere. Polvere, 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 polvere. Ricordi di stagioni passate sempre insieme, che il tempo le cancella provocando le mie pene. Rivive in ogni luogo i sorrisi più profondi che riportano la mente ad errori non risolti. Solo ieri ero il mondo qui per te,
ma oggi non rimane niente, solo polvere. Ritroverai un po' di me in questa città di cenere. Ritornerai nel posto che spendevamo ormai, e polvere. Polvere, 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 polvere. Ora lasciami andare, non mi devi tentare. Voglio un'altra occasione per tornare ad amare. Ritroverai un po' di me in questa città di cenere. Ritornerai nel posto che spendevamo ormai, e polvere. Polvere, 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 polvere. Oppa, la canzone delle pulizie di primavera, signori, si avvicina al 1° maggio e sentire una canzone che dice polvere, polvere, uno dice subito, è vero, cacchio, devo mettere un po' in ordine in questa casa. Chissà cosa intendeva dire invece Miriam Destro con questo pezzo che ci ha fatto ballare, che si chiama proprio così, Polvere. Glielo chiediamo direttamente. Ciao Miriam! Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Polvere, polvere, eh? Allora, sicuramente non le pulizie di primavera, però se vogliamo Però intenderla così va benissimo lo stesso. comunque alla fine Ognuno di noi è bello. Allora, ognuno di noi, esatto, dà un significato diverso a quello che ascolta, quindi o le pulizie o storie finite, dipende tutto da come uno vuole. Anche quella è polvere. Vuole interpretare. Anche quella Esatto, bisogna pulirla. Anche quella è polvere. Bisogna fare pulizia anche con storie d'amore passate, Bravo. finite e mai chiuse del tutto. Insomma, approfittiamo anche di questi momenti, 1° maggio, il ponte, e facciamo un po' di Esatto. pulizia anche sentimentale. Esatto. Miriam, tu hai avuto una fortuna incredibile, cioè io qui ho un nome e un cognome che per noi che abbiamo fatto la radio negli anni 70-80 significa tutto. Il nome è Mario, il cognome è Lavezzi, che ha creduto nelle tue capacità. Fin da quando ti ha selezionato l'altro anno nel 2024 al Campus Band? Ci vuoi raccontare un attimo com'è accaduto, com'è stato l'incontro? Che tipo è il Mario Lavezzi? Perché per noi è un eroe, chiaramente. Abbiamo consumato i suoi dischi e soprattutto sappiamo quante volte e con che artisti si è fatto avanti facendo delle cose stupende. Cos'è successo nella tua vita, Miriam? Allora, ho cominciato a cantare, quindi il mio manager è Veridiana Meneleo, ho iniziato a studiare con dei professionisti, poi successivamente ho fatto quindi il mio primo brano musicale chiamato Arachiri. Da lì con questo brano ho partecipato a Campus Band, che è appunto il concorso musicale di Mario Lavezzi. Sono stata selezionata, mi sono esibita per la primissima volta lì sul palco del Campus Band, perché non mi ero mai esibita davanti a nessuno, perché erano le mie primissime esperienze. E da lì sono tanto piaciuta alla giuria interna. Alla giuria interna c'erano Mario Lavezzi, Mogol, Mussida, che mi hanno valutata, mi hanno dato il massimo punteggio come giuria interna. Infatti sono classificata quarta, e da lì alla fine del concorso
vabbè, dietro le quinte ovviamente abbiamo detto con Veridiana Meneleo, no, questa è stata la sua primissima esibizione. E da lì è iniziato tutto, perché da lì ovviamente poi, insomma, da che ero piaciuta al concorso, successivamente abbiamo, insomma, avuto un po' di colloqui e poi abbiamo cominciato questo progetto e ho iniziato a lavorare con dei professionisti Bello. di un certo livello a Milano, e quindi da lì, insomma, è iniziato tutto e dopo è nata Polvere, Sì, questo secondo brano musicale. E qui c'è anche il video, Questo è è il stato. tuo primo video. Raccontaci il tuo Esatto. primo video, che emozioni ci sono, perché attenzione, c'è video e video, adesso diciamolo con tutto il rispetto per tanti artisti indipendenti che si fanno il video col telefonino, chiamando gli amici, eccetera, e poi ci sono i video appunto quando è una canzone è fatta da professionisti, anche il video deve essere importante. Raccontaci le tue emozioni, Miriam. Allora, io quando sotto i riflettori tendenzialmente mi imbarazzo, quindi questa è stata proprio una vera e propria sfida, perché non avendo mai fatto un videoclip non sapevo come l'avrei presa e quindi come sarebbe stata quella giornata, che era una giornata dedicata a me, a 360 gradi. È stata una bellissima esperienza, perché devo dire che alla fine diciamo che me la sono giocata, quindi sono riuscita ad essere quanto più spontanea e naturale possibile, facendo uscire proprio la me artista. E niente, ovviamente il video sì, è stato fatto in un certo modo, poi sostanzialmente c'è un team di un certo tipo, è stato messo in piedi un team quindi con la costumista Flavia Cavalcanti, il direttore artistico Marco Evans, il videomaker Stefano, insomma eravamo un bel gruppo, quindi sì, insomma anche le location che sono state scelte, il vestito, quindi sì, è pesante, era esperienza. pesante come vestito, e se sembrava una cosa, un'armatura. Sì, sì, era pesante come vestito. Infatti la cosa assurda è che dovevo sono stata lì per ore sul palco, quindi su un palco proprio della location, con dei tacchi altissimi, io che comunque non sono abituata a portare i tacchi così alti, dovevo star lì con questo vestito molto pesante, bellissimo, però complicato. Capite cosa fanno gli artisti per voi? Perché adesso, giustamente, vi abbiamo messo curiosità, e se non lo state guardando in radiovisione su Radio Libertà, ve lo andate a cercare. Polvere di Miriam Destro, Miriam scritto con la Y, non potete sbagliare, salta fuori lei, il suo video, la sua canzone che fa ballare, ma poi sentite anche la scorsa e magari la seguite anche su Instagram e aspettate le novità, perché sono certo, Miriam, stai già pensando qualche cosa per i prossimi tempi. È vero. Sì, no, stiamo già lavorando su un altro brano. Vedi? Quindi vediamo. Speriamo di farlo, di uscire, insomma, nel breve tempo possibile, per dare una continuità. Ma certo. Una continuità importante. E poi, insomma, da una parte c'è la tua terra, e ricordiamo di dove sei, dove ti trovi. Sono siciliana, della provincia di Agrigento. Niente, in questo momento sono infatti giù, sono in ferie, quindi bellissimo. E dici niente. Ma poi facendo musica. Facendo musica ci si muove, e quindi Roma, e quindi Milano, e quindi chiaramente porti dietro quella che è anche la tua territorialità in giro per l'Italia, e la tua voglia di trasmettere. Sono fiera su questo, perché comunque, insomma, fossi cresciuta o nata comunque da un'altra parte, non era la stessa cosa, anche a livello proprio caratteriale. Cioè il mio carattere si è formato principalmente proprio perché sono cresciuta e nata in Sicilia, che altrimenti probabilmente non ero così. Capito? Capito, ragazzi? Portiamo sempre dietro un pezzo del nostro territorio, ovunque poi andiamo ad abitare, a vivere, a lavorare. Miriam Destro, sempre un piacere ascoltarti, Miriam, quando si muove qualcosa, quando passi da Milano poi.
noi ci siamo. Assolutamente, assolutamente. A Ciao presto. caro. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Non posso far finta di niente, signori, ma è cominciata la festa della Lega a Grumello del Monte in provincia di Bergamo. Da ieri 29 aprile fino al 3 di maggio la presenza di esponenti di spicco della Lega ogni sera, ragazzi. Giovedì 30 aprile, oggi, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, e Rebecca Frassini, che abbiamo sentito proprio prima nel Qui Parlamento. Questa sera, ore 19:30, festa della Lega a Grumello del Monte fino al 3 maggio. E, guarda domenica c'è lo spiedo che dovete prenotare, mi raccomando, cercate su internet questa cosa perché non si può arrivare e dire voglio lo spiedo, che cavolo, prenotatelo anche da Sporto per voi ascoltatori comunisti, andate lì alla festa della Lega Grumello del Monte, prendete lo spiedo, ve lo portate a casa con i compagni e dai. Me ne vado ricordandovi, per chi fa la dichiarazione dei redditi, il D43, un gesto di buonsenso che non ti costa nulla. Scegli di destinare alla Lega il 2 per 1000 della dichiarazione dei redditi, basta scrivere D43. Un grazie a Simone per la regia, un grazie a tutti voi per la pazienza. Buon lungo weekend del 1 maggio e che Dio ci assista, perché il sito di Radio Libertà sono stato io, lo ammetto, l'ho fatto andare in crash perché ho sparato troppe cavolate nella rassegna stampa. Ci stanno lavorando. Alla prossima. Avete